Benvenuti a Soundtrack City e lo speciale dedicato al premio Mercurio d'Argento 2021. Abbiamo con noi una delle nostre care docenti di workshop di quest'anno, Giulia Tagliavia. Tra l'altro fa un workshop molto particolare su un argomento che è l'animazione e ci parlerà anche di un film che ha appena commentato musicalmente. Lasciamo la parola a lei, che quest'anno è la quota rosa insieme alla Camilla Uboldi, che vedremo più tardi, di questa edizione molto particolare. Ciao Giulia, grazie di essere con noi. Ciao, grazie a voi. Sì, ho scelto questo tema musica e animazione perché ho lavorato su questo film del 2018, effettivamente non recentissimo, ma che ha avuto anche un seguito interessante, ha vinto il premio come miglior documentario al Festival di Cannes ed è un po' anche un unicum nel suo genere, nel senso che è un documentario diviso tra parte film del reale e animazione, ma dove nella parte filmica non ha assolutamente musica, ha musica solo nella parte di animazione. Quindi mi ha permesso in prima persona di conoscere il mondo dell'animazione e capire quali sono i suoi meccanismi. Allora mi sembrava interessante aprire una finestra su questo mondo, perché in effetti credo che ci siano delle differenze rispetto alla colonna sonora tradizionalmente intesa. Quindi farò un po' una panoramica su cosa significa scrivere una colonna sonora per l'animazione, entrando poi nel dettaglio di questo lavoro abbastanza particolare. Allora, hai detto una cosa bella. Cosa significa scrivere una colonna sonora per un film d'animazione? Che cosa comporta? Cosa c'è di particolare? Anticipi qualcosa a noi? Ma a mio avviso, che l'animazione, essendo un disegno, nasce muta. È una cosa che sembra scontata, ma non lo è, perché la realtà, anche se poi nei film spesso viene risonorizzata, ha comunque un suo sistema, che per noi dal punto di vista cognitivo è già conosciuto, cioè se vedi una macchina immagino il suono di una macchina. Nell'animazione una macchina può anche non fare il suono di una macchina, perché non è una macchina, quindi entriamo in un mondo alla Magritte, cioè la questione è che l'animazione apre un universo di verosimiglianza, che però in cui è lecito prendersi delle libertà assolute. Io posso fare un mare, per esempio, avere il mare, ma se in un film a visione del mare mi aspetto il suono del mare, nell'animazione il mare potrebbe essere rosa, e allora se il mare è colorato di rosa, il suono del mare potrebbe essere, non lo so, un tintinnio, uno scintillio che richiama più la rifrazione del sole, ad esempio, cioè apre a un universo che è immaginifico e verosimile. Questo musicalmente dà un numero di possibilità ancora più ampio e nello stesso tempo più ristretto, paradossalmente, perché l'immagine animata ha molto più bisogno che la musica sia incollata e coordinata al suo movimento per rendersi credibile. Una libertà un ampio spettro di libertà compositiva, ma hai dei paletti comunque. Esatto, sì. Ma sei caduta un po' nel classico Mickey Mousing o in realtà l'hai evitato veramente? Allora, direi, l'ho fatto questo, ma da un punto di vista però di ibridazione tra musica e sound design, cioè non ho fatto il Mickey Mousing musicale, quindi con temini crescendi e diminuendi, ma l'ho fatto trasformando suoni strumentali in rumore. Appunto, come ti dicevo, ti facevo l'esempio della macchina perché ho in mente una sequenza del film in cui arriva questa macchina e la frenata l'ho resa con un violoncello distorto, che è verosimile, ovviamente non è uguale al suono del freno, brusco di una macchina, ma lo richiama. Quindi che mi sono molto affacciata sul campo del sound design, ma attraverso l'utilizzo di strumenti della musica concreta ed elettronica. Diciamo ai nostri telespettatori il titolo del documentario e la regia di chi è di questo documentario? Si chiama La strada dei Samuni, la regia è di Stefano Savona e le animazioni sono di Simone Massi. Perfetto. Allora, intanto ringraziamo Giulia perché comunque fa parte di quell'ambiente delle compositrici italiane che devono combattere a denti stretti contro la panoramica dell'universo maschile per eccellenza, che comunque è un ambiente molto maschile. Anzi, su questa cosa come ti trovi? Effettivamente è vera questa dicitura che il mondo delle colonne sonore è molto maschile e poco femminile, soprattutto nel nostro paese? Guarda, numericamente, come nomi che girano, non si potrebbe dire il contrario, nel senso che è evidente che forse per vari motivi si è sviluppato di più un ramo di settore fatto principalmente da uomini.
Poi io da donna non sono di quelle che la pone sul campo del, diciamo, vittimismo, dell'esclusione, mi sento assolutamente alla pari con tutti gli altri e fortunatamente ritengo di non aver mai avuto penalizzazione, quindi non sento uno svantaggio, ma sento effettivamente che numericamente c'è un po' uno squilibrio e quindi questa cosa va bilanciata, però voglio dire in amicizia, ecco, non mi piacciono gli scontri di genere, le battaglie. Allora, Pietro, ti ringraziamo per essere stata nostra ospite, ti auguriamo un fantastico workshop, magari poi parleremo con Giulia post workshop delle sensazioni e delle emozioni che hai avuto con chi ti seguirà. Volentieri. Grazie, ciao.